da Pierluigi Pardo e Stefano Nava. Piove e neanche poco e vedremo se ci sarà pioggia di gol in questa sfida davvero interessante. Ecco la formazione della squadra di casa. L'allenatore ha scelto il 4-3-3 con le due ali a supporto della prima punta. Di partenza del Palermo. Si schierano con il 3-5-2. Ci siamo, possiamo cominciare. Rigoni. Cerca la rete, fallisce il tiro, colpa della pioggia? Sì, è probabile, palla pesante, non è facile. Prova il cross, palla che termina fuori, ci sarà la rimessa da parte del portiere. Parte il tiro, allora che volato, nessun problema per il portiere. E non trova il gol. È strano, di solito è implacabile. E c'è il tiro, alla centrale. Grande parata, super portiere. Cross, pericolo. Iaialo. Era buona l'idea, tiro assoluto. Attenzione al tiro, tiro respinto dal difensore. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. Pioggia pesante con il calcio d'inizio del secondo tempo. Cavani. Rigoni! Hanno sprecato una buona opportunità, si rimane dunque Ior. Maiuca e c'è il gol, palla in rete. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Balotelli, nulla da fare, era una buona opportunità per pareggiare. Avrà abbatte facilmente. Prova, ottimo intervento del portiere. Sarà corner. Crossa. Sprecano questo cross, nessun problema. Occhio alla botta, palla che supera di pochi centimetri da traverso. Prova, in porta, era buona l'idea. Occhio al traversone. Cavani, una grandissima parata questa. E c'è il gol, trovano la parità proprio alla fine. Cinici nello sfruttare questa occasione. E qui c'è grande senso della posizione, uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. Del portiere, arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Considerando tutto, Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra.